Ecco, l'hanno un po' soprannominata la corsa quasi impossibile, però è una corsa che mette in campo già 4 liste a sostegno del candidato Lorenzoni. Che sia una corsa difficile, obiettivamente non ci sono dubbi, però io penso che si possa anche rappresentare un Veneto alternativo, un Veneto che metta al centro la qualità del vivere, un Veneto che vuole progredire, ma che non dimentichi anche che ha un oro inespresso, che è quello del turismo, ad esempio. Abbiamo perso le banche, non siamo più centrali per le fiere, non c'è una caratterizzazione delle multi-utilities per cui viene a fare gran cassa e a comprare da una parte l'Emilia, dall'altra la Lombardia. Sto Veneto vuole essere centrale o vuole solo subire? Sul piatto della prossima amministrazione dovrebbero arrivare anche parecchi soldini. C'è chi dice questo MES bisogna prenderlo, non bisogna prenderlo. Zaia ha fatto anche un po' una linea alternativa. Secondo lei com'è quella sua posizione? Ma io sono un concreto pragmatico, se non altro perché faccio il sindaco dalla mattina alla sera e so che noi amministratori, al di là del nome che c'è di fianco come etichetta, guardiamo la sostanza. Allora, la Regione del Veneto, lo Stato Italia, deve riuscire a portare a casa le risorse che costano meno. Ma cambiamogli il nome, chiamiamolo in un'altra maniera, ma portiamolo a casa sti soldi. L'ospedale di Padova servono più di centinaia di milioni di euro. Forse in proporzione su 36 ne arrivano 3 al Veneto. Vogliamo spenderli per rifare il miglior ospedale non solo del Veneto ma d'Europa? Si rischia in questi giorni di fare una campagna elettorale anche sulle carte bollate, sulla giustizia ordinaria. In Lombardia le inchieste hanno già coinvolto il presidente Fontana. Salvini ha parlato di una giustizia orologeria. Giustizia e orologeria mi pare che sia la frase fatta di tutti quelli che incorrono in qualche, come dire, buccia di banana e dicono che quello non era il momento adatto. Si faccia chiarezza, noi siamo garantisti fino a prova del contrario, quindi se nessuno ha commesso nulla di illecito continui a fare quello che fa, lì c'è una mozione di sfiducia perché è una montagna grande, ma grande quella che sta precipitando sopra la testa del presidente della regione della Lombardia. In Veneto invece è stato gestito tutto bene? In Veneto, lo dicevo anche poc'anzi, da un punto di vista sanitario c'è stata un combinato disposto tra 2 o 3 cose che sono andate tutte nel migliore dei modi. Qualche scelta regionale giusta, un bel tempismo da parte dei nostri medici che sanno il fatto loro, e poi forse anche un po', come dire, di colpo d'occhio di qualcuno che era arrivato da fuori, che qua in Veneto ha un nome e un cognome, che si chiama Andrea Crisanti, che diceva delle cose che non più tardi di 2 ore dopo qualcuno da livello regionale gli aveva detto non farle perché è un danno erariale. Peccato che quella sia stata la soluzione di tutte, ossia andare a cercarsi gli asintomatici. Avete un po' tirato per la giacchetta però Crisanti, adesso c'è questo litigio aperto con Zaia. Tirato per la giacchetta noi no. Loro, come dire, in qualche Lorenzoni misura... lo voleva candidare quasi. Lorenzoni ha detto che se fosse entrato in campo una personalità del genere è chiaro che lui si sarebbe fatto di lato. Noi pensiamo di avere nelle nostre liste, così torno anche alla scansione elettorale, delle persone che sappiano interpretare quel Veneto che propagavo prima, ossia la concretezza del giorno per giorno, ma anche una visione che non dimentichi che in questo Veneto il territorio più consumato d'Italia, è la regione che consuma più territorio per fare nuove case, quando abbiamo 11.000 capannoni sfitti e non so quante case che sono state fatte, sono là belle imbellettate ma non le usa nessuno. Rammarico per il mancato accordo con le liste di Renzi, Italia Viva, PSI? Sì, direi di sì, perché il dividerci non fa bene.